Secondo te cosa potrebbero imparare i friulani dai calabresi e viceversa? I friulani dai calabresi sicuramente a vivere con meno ansia, nel senso che i friulani hanno, come i veneti, una forte cultura del lavoro e sono molto, molto rigidi e pensano tanto a devo fare questo, devo fare quello. Io ho assorbito un po' questa cosa negli anni ed è una cosa che c'è l'ansia di devo fare, devo produrre. Poi qui c'è una cosa che a me non piace, il fatto che tutti ti chiedono il lavoro come va, cioè appunto il lavoro è in testa, è la prima cosa in testa, mentre giù comunque chiaramente ci sono tutte le problematiche di cui ho parlato, però comunque la prima domanda che ti viene in mente non è come va col lavoro. Cosa vi chiedete voi? Non so, cioè come stai, come va a casa, cioè domande generiche, ma i calabresi dai friulani invece secondo me potrebbero imparare, come dicevo, ad avere più amore e più cura della cosa pubblica, cioè di quegli spazi che sono di tutti. Quello secondo me è una cosa davvero, davvero triste, perché a volte ci sono dei luoghi meravigliosi dove io vivo che sono un po' lasciati all'incuria, e allora il cittadino medio dice è colpa dell'amministrazione locale che non si prende cura. È vero, però io penso, perché l'ho vissuto qui per 15 anni, che dipende anche dalle persone che lo vivono quel posto tutti i giorni.